Siamo con Giuseppe Rigoldi, Rigo il Milanese, giusto? La chiamano così. Esattamente così. Lei è un cabarettista, allora lei sta rilanciando quella che è la, diciamo, la scuola milanese del cabaret. Come stiamo? Milano. Guarda, me voglio dire, ho 66 anni e debuttato questa sera. Io, sai che Come è debuttato? Come è debuttato? Lei ha... è il mio debutto questo qua, uè. È il mio debutto, che devo debuttare io debutto. Non è che mi butto, giù dal palco, su dal palco. E i miei figli mi hanno detto, papà no, poi ho 2 figli laureati, fatti lavorare io e i miei figli con i miei sacrifici. Lì la laurea gliel'ho fatta prendere io, ma no lì a Bocconi, no, tutti interi, alla statale, li ho fatti lavorare. E poi la mia figlia, sono soddisfazioni, Soddisfazioni, certo. E quindi adesso però, adesso si possono cominciare a fare le cose serie, quindi il cabaret, giusto? Siccome io sono un imprenditore e anche un volontario presso un centro di ragazzi disabili, no? Ho detto ai miei figli, alla mia età mi sono rotti i balli di lavorare, andate avanti voi con la baracca. E adesso io faccio un po' il sciamotto, dai, lasciatemi fare. Più si invecchia e si diventa bambini, no? Però questo, diciamo, ce l'aveva nel sangue anche già da ragazzo. Da sempre. Allora, il discorso è che tra i 1000 difetti che ho, il Gesù bambino mi ha dato l'ironia. No, io scrivo libri, anche seri, pubblico libri, però la mia passione è scrivere commedie comiche, barzellette, tutte queste cose. Ci racconti una barzelletta, magari milanese. Ma te la racconto insieme la barzelletta. Guarda, sono uscito col mio cane, perché mi fu pissato, tutti lì, no, lo porto fuori, lo metto lì di fianco al muretto del cimitero, poi a un certo punto sento parlare. Ma chi è che parla? Guardo su e mi vedi 2 scheletri che chiacchierano, che prendono il sole. Ma che roba fa anche lì? E sentivo uno che diceva all'altro, ma che è un'estate molto calda questa qua. Fa un caldo da morire, con questo caldo muoio. E quell'altro, ancora, ma sei già morto? Cosa devo dire io che mi sudano tutte le ossa? Allora quell'altro fa, ma hai visto giù, lì vicino al cancello del cimitero, c'è lì una motoretta, saltiamo giù che la prendiamo, andiamo a fare un bel giro. Sì, va bene, dai, vai giù. Saltano giù e uno di questi, va su, accende la motoretta, bella là. Quell'altro sta per salire e gli fa, no, aspetta un attimo, che rientro nel cimitero e quando vengo fuori andiamo. Va bene, dai, sbrigati però. Entra e scrivo 2 minuti, 5 minuti sulla moto, 10 minuti sulla moto, e arriva, no, ma guarda che il matto. Guarda dentro nel cimitero e vede che arriva con 2 lapidi sotto il braccio, più storto, più faticato. È arrivato lì, ma te sei matto, vuoi mica venire sulla moto con le 2 lapidi, nato il morto, c'era su tutto, c'era su. Certo che vengo su, a me non mi piace andare in giro senza i documenti, Complimenti.